Parla, tifoseria azzurra. Benvenuti a un altro Rapporto Napoli. E che notte magica abbiamo vissuto allo stadio Diego Armando Maradona. La vittoria sulla Juventus non è stata solo altri 3 punti in classifica. È stata una serata storica che ha fatto tremare il cuore persino a chi stava dall'altra parte. Oggi parliamo di qualcosa che vi farà emozionare. La confessione di Luciano Spalletti dopo la partita. L'allenatore italiano, che ora guida la nazionale italiana, è tornato nella nostra casa e ha vissuto un vero ottovolano di emozioni. E quello che ha detto dopo il match sta facendo discutere tutta l'Italia. Restate con me fino alla fine perché questa storia ha dettagli che dovete assolutamente conoscere. Immaginate la scena. Luciano Spalletti, l'uomo che ci ha regalato lo scudetto tanto sognato nel 2023, di ritorno allo stadio Maradona. Ma stavolta non sulla nostra panchina. Era lì come ospite speciale, a guardare dal palco mentre il Napoli di Antonio Conte affrontava la Juventus. E tifosi, è stata una notte che lo ha scosso nel profondo. Secondo quanto rivelato oggi dalla Repubblica, Spalletti è rientrato a Torino visibilmente emozionato, ma anche profondamente deluso. Perché? Perché la Juventus, semplicemente, non si è presentata per giocare. La vecchia signora è stata completamente dominata dai nostri azzurri. E Spalletti, con quello sguardo di chi di calcio se ne intende, ha sentito sulla propria pelle cosa significa affrontare un Napoli ispirato nella nostra fortezza. Ma il momento più speciale doveva ancora arrivare. Ed ecco la parte che vi farà venire i brividi, tifosi. Alla fine della partita, quando le note di "O surdato innammorato" hanno iniziato a riecheggiare per il Maradona, Spalletti non è riuscito a trattenere l'emozione. E lui stesso ha confessato: "Quando parte questa canzone, che io so a memoria, lo stadio Maradona si trasforma in uno scenario unico." Tifosi, questo è da pelle d'oca. L'uomo che ci ha dato tanto sta ammettendo pubblicamente che quell'atmosfera, quell'energia, quell'amore che solo noi sappiamo creare è incomparabile. Spalletti conosce ogni parola di "O surdato innammorato". L'ha vissuta, l'ha sentita. E anche se non siede più sulla nostra panchina, quella canzone gli ha riportato indietro tutte le memorie gloriose che abbiamo costruito insieme. È per questo che il Maradona non è solo uno stadio, è un tempio. È la nostra fortezza dove gli avversari tremano e dove persino chi è stato di casa sente la nostalgia. E allora, tifoso, ti sta piacendo questo Rapporto Napoli? Allora fai così. Se ancora non sei iscritto al canale, schiaccia subito quel pulsante iscriviti. Attiva la campanella per non perderti nessuna notizia del nostro Napoli. E già che ci sei, lascia quel like per dare forza al canale e dimostrare che la tifoseria azzurra è sempre attenta a tutto quello che succede alla nostra squadra. Grazie, tifoseria. Andiamo avanti. Però Spalletti non si è fermato all'emozione. Da grande professionista qual è, ha fatto un'analisi tecnica devastante sulla prestazione della Juventus. E sentite cosa ha detto. Il Napoli è stato più forte, noi siamo stati più timidi. Timidi. Ha ammesso che la Juventus ha avuto paura della nostra squadra. Che riconoscimento, tifosi. Ma è andato oltre e ha svelato la strategia che non ha funzionato. Giocando senza un centravanti, volevamo avere superiorità a centrocampo. E non ci siamo riusciti. La Juventus ha provato a superarci a centrocampo, ma si è schiantata contro il muro che Antonio Conte ha costruito. Lobotka, Anguissa, Ammecito Minai, il nostro centrocampo è una roccaforte. E Spalletti ha chiuso con una frase che riassume tutto. Contro di loro, se non riesci a tenere il possesso palla, ti portano in giro per tutto il campo. Vale a dire, ha riconosciuto pubblicamente che il Napoli di Conte è una macchina. Se perdi palla, preparati a correre per tutto il match. È pressione dall'inizio alla fine. È soffoco totale. Tifoseria azzurra, questa confessione di Spalletti è enorme per tanti motivi. Primo, dimostra che il lavoro di Antonio Conte è sulla strada giusta. Stiamo creando un'identità forte, una squadra che impone rispetto e che costringe gli avversari a cambiare strategia solo per provare a contenerci. Secondo, rafforza quello che già sappiamo, lo stadio Maradona è la nostra arma segreta. Quell'atmosfera,
quel calore del pubblico, quello surdato innammorato alla fine. Tutto questo fa parte della mistica azzurra che è tornata. E terzo, mostra che Spalletti, anche se non è più qui, porta il Napoli nel cuore. E questo, amici miei, è commovente. Il Napoli è tornato. Stiamo lottando forte per le prime posizioni. Abbiamo un allenatore vincente, una rosa di qualità e la migliore tifoseria d'Italia. È tutto. Tifoseria del Rapporto Napoli. Se vi è piaciuto, lasciate il like, iscrivetevi al canale, condividete con quell'amico napoletano e commentate qui sotto cosa ne pensate di questa confessione di Spalletti. Forza Napoli sempre!